Bentrovati da voi la linea, gli approfondimenti delle notizie principali di giornata. Oggi in primo piano la visita di Mattarella in Regione in occasione delle celebrazioni nel centenario del Milite Ignoto. Le immagini che vedete ci arrivano in diretta da Re di Puglia, dove pochi minuti fa c'era il capo dello Stato. Allora andiamo da Andrea Pierini per farci raccontare tutto. Ancora buongiorno a te, Andrea. Buongiorno Francesca, bentornati a Re di Puglia. Come vedete questi sono i labari dell'associazione combattentistica che stanno lasciando il sacrario di Re di Puglia dopo aver presenziato alla deposizione della corona in memoria dei 100.000 caduti che sono seppelliti nel sacrario di Re di Puglia. La presenza anche per la prima volta, insomma, dopo l'esplosione della pandemia e del Covid, delle scolaresche. Questa è la cosa più bella, ha detto il sindaco di Fogliano. Ricordiamo anche le scuole, c'è la Corridoni di Fogliano, la scuola secondaria, la scuola primaria di San Pier, la Veneziana, e la Collodi di Fogliano, che è una primaria. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata accolta dai ragazzi delle scuole, tutti dotati di bandierina con il tricolore. Visita del Presidente Mattarella che in questo momento è in corso in cima al sacrario di Re di Puglia, dove di fatto ha inaugurato, insomma, ha battezzato la conclusione dei lavori del sacrario, lavori che si sono conclusi da poco, e intanto vedete la gioia, i tricolori sventolati dai bambini. È forse la fotografia più bella che vi possiamo regalare in questo momento da Re di Puglia. Ragazzi che hanno la fortuna di vivere in un'Europa che è unita, senza confini, senza barriere. Ne abbiamo parlato anche con un insegnante che abbiamo intervistato, che potrete godervi, presumo, questa sera in elettroshock, se non addirittura già fra pochi minuti. Comunque ha sottolineato l'importanza per questi ragazzi di capire come la pace sia un qualcosa da preservare. Insomma, vedete anche la gioia nei loro sorrisi. Non potete vedere il sorriso perché c'è la mascherina, ma gli occhi dicono magari più di molte parole. Il Presidente della Repubblica, dicevamo, è arrivato qua, ha deposto una corona ai 100.000 caduti che sono seppelliti al sacrario di Re di Puglia, e poi, insomma, sono passate le frecce tricolori che hanno colorato col meraviglioso tricolore il cielo sopra il sacrario di Re di Puglia. Il Presidente poi ha lasciato il sacrario, si è preso un momento, insomma, deve essere stato un momento molto intenso. Cercheremo anche di capire cosa si è detto con il Ministro della Difesa Guerini. Poi è salito in macchina e si è spostato in cima per l'inaugurazione per celebrare la conclusione dei lavori di restauro del sacrario. Io a questo punto ti restituirei la linea perché, insomma, le autorità devono anche tornare, deve tornare il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Se non hai domande da studio, appunto, ti restituirei la linea. Grazie ad Andrea Pierini. Una visita in Regione, la terza nel giro di davvero pochissimo tempo, che è iniziata questa mattina ad Aquileia. Ha seguito tutto per noi Marco Pasquariello. Allora, a te la linea, Marco. Nuovamente buongiorno Francesca, nuovamente buongiorno a chi ci segue da casa. Sì, è cominciata proprio da qui, da Piazza Capitolo, la visita del Presidente Mattarella, la terza visita, ricordato bene, in meno di un mese e mezzo in Friuli Venezia Giulia, appunto, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa Guerini. È stato accolto qui dal Sindaco Emanuele Zorino, dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dal Prefetto di Udine Massimo Marchesiello, e poi ha visitato prima il Cimitero degli Eroi, dove l'abbiamo già ampiamente ricordato in questa lunga mattinata. Riposano gli altri 10 militi che non furono scelti, le altre 10 salme che non furono scelte il 28 ottobre del 1921, per poi diventare il 4 novembre il Milite Ignoto, oltre alla madre che fece questa difficile scelta, Maria Bergamas, appunto di Gradisca di Sonza, che aveva perso il figlio in guerra, che fu costretta appunto a fare questa terribile scelta, scegliendo la 10ª delle 11 salme che erano qui nella Basilica di Aquileia, appunto il 28 ottobre del 1921, che poi il giorno successivo, il 29, sarebbero da qui partite per ripercorrendo poi in questo centenario il viaggio di quel treno. Appunto c'è stato il convoglio storico che è partito da Cervignano ed è arrivato a Roma nei giorni scorsi, con di nuovo a bordo il sindaco Emanuele Zorino, il sindaco di Aquileia. Dopo questa breve visita si è recato all'interno della Basilica di Aquileia, dove ha ammirato i mosaici, è rimasto particolarmente colpito, per poi appunto ripartire da qui e andare verso Re di Puglia. L'ho ricordato, è stata la terza visita dopo il sessantennale delle Frecce Tricolori, dopo l'incontro bilaterale di amicizia con il Presidente
Pahor della Slovenia, tra Gorizia e Nova Gorizia, e poi appunto questo incontro, questa visita del 3 novembre in vista delle celebrazioni di domani che ci saranno a Roma e che ci saranno anche qui ad Aquileia, perché in contemporanea con la tumulazione del Milite Ignoto nell'altare della Patria il 4 novembre vennero anche sepolti qui appunto i 10 che non furono scelti. Francesca, per il momento ti restituisco la linea. Grazie a Marco Pasquariello, ha espresso grande orgoglio per la terza visita del Capo dello Stato in Regione, il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Sentiamolo. Presidente, si conferma un rapporto molto importante tra Friuli Venezia Giulia e il Presidente Mattarella, terza visita in poco più di un mese e mezzo. Sì, credo che sia un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità regionale, perché vuol dire che ha rappresentato nel corso di questi ultimi mesi un riferimento importante, dalla grande vittoria di Nova Gorizia e Gorizia, città della cultura 2025, alle grandi manifestazioni messe in campo per il Milite Ignoto, che parte proprio qui da Aquileia, dove riposano gli altri 10 militi presi, dove riposa anche la madre che scelse il Milite Ignoto, Maria Bergamasca, cioè una grande tensione etica che è stata in qualche modo ricostruita anche a 100 anni dalla distanza di come fu 100 anni fa l'abbraccio che l'intero paese italiano e anche queste terre tributarono a questo soldato che col suo sacrificio rappresentò in qualche modo il riscatto di un intero paese che si stava trasformando in nazione e in Stato, e quindi la visita del Capo dello Stato, accolto da tutti questi bambini, sancisca ancora una volta la necessità di essere uniti come paese, come popolo, come comunità, anche per far fronte alle difficoltà che stiamo vivendo come quella della pandemia. Insomma, credo che sia un grande iniezione di fiducia la visita del Capo dello Stato, e quindi noi come istituzioni non possiamo che abbracciare Sergio Mattarella, quello che lui rappresenta, e dargli il benvenuto per l'ennesima volta qui in Friuli Venezia Giulia, sapendo che lui è amico di questa terra. E ad accogliere il Capo dello Stato ad Aquileia insieme alle altre autorità c'era anche il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, lo ha sentito Marco Pasquariello. Si conferma un rapporto molto stretto tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Presidente Mattarella, è già la terza volta in poco più di un mese e mezzo che viene qui. Sì, io ho sempre il piacere di rivederlo, già l'ho visto quando era prefetto, quando ero a Gorizia, quindi è sempre un'occasione unica, ma come dico sempre parla con gli occhi, quindi lo sguardo è più che sufficiente al di là della impossibilità a volte di comunicare. E questa è una visita che fortemente ha voluto il Presidente Mattarella? Fortemente voluta e fortemente condivisa dalla provincia, dal sindaco di Aquileia, che ha fatto un ottimo lavoro di coordinamento e su cui noi poi ci siamo impegnati moltissimo per evitare problematiche, ma mi sembra che dal clima che si respiri stia andando tutto bene. Un clima favorito anche dai tantissimi bambini con i loro tricolori. È l'occasione sempre per i bambini e per il Presidente di condividere con i ragazzi momenti come questi, che sono sicuramente di richiamo a quello che è successo in questo territorio. Ecco, in questi giorni non si può chiaramente non parlare di attualità. Che decisioni ci sono state per quanto riguarda Udine, per quanto riguarda le piazze di Udine in vista di manifestazioni No Pass e No Vax? Stiamo condividendo con l'amministrazione comunale, con le forze dell'ordine, quali possono essere correttivi e eventuali prescrizioni, ma ancora è tutto in itinere. Sentiremo tra poco anche il sindaco di Aquileia Zorino, facciamo una piccola pausa per la pubblicità e poi torniamo. Abbiamo parlato delle celebrazioni nel centenario del Milite Ignoto, vi ricordo che questa sera sarà questo dedicato l'appuntamento con Elettroshock dalle 21. C'è poi in primo piano oggi il tema ordinanze relativamente alle manifestazioni No Green Pass. Vediamo quello che è accaduto a Pordenone, dove non c'è alcuna ordinanza di divieto per i cortei, che però avranno degli spazi dedicati per manifestare, spazi situati lontani dalle iniziative commerciali del centro. E questo quanto ha stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto in prefettura. Allora sentiamo il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. Sindaco Ciriani, oggi il tavolo di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per stabilire quelle che devono essere le regole per manifestare contro il Green Pass. Ecco, quali sono le decisioni prese per Pordenone?
Ma abbiamo concordato insieme a Sua Eccellenza il Prefetto, al Questore, al Comandante della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di utilizzare gli ordinari strumenti di legge che già sono messi a disposizione e che consentono di conciliare il sacrosanto diritto costituzionale di manifestare con l'altrettanto diritto a non poter disporre di luoghi di piazze che saranno occupate da attività commerciali piuttosto che degli eventi natalizi. Del resto già questo è previsto nei testi di legge, quindi non c'è nulla di nuovo. Noi vogliamo tenere i toni bassi. La piazza di Pordenone non è la piazza di Trieste, il Questore, il Prefetto, le forze dell'ordine mantengono un rapporto dialogante con i manifestanti, conseguentemente non ha senso esacerbare gli animi né da un lato né dall'altro. Nessuna ordinanza specifica, avete già individuato quale può essere il percorso alternativo destinato ai manifestanti? Non ancora, perché innanzitutto i manifestanti devono, come dire, preavvisare la Questura, sarà poi la Questura a definire i percorsi eventuali delle iniziative. A noi spetta adesso il compito di presentare i piani di sicurezza alla Prefettura per dire dove allestiremo gli eventi natalizi, dove allestiremo anche le casette piuttosto che altre attrazioni nel periodo di Natale. Poi il Prefetto e il Questore decideranno come concordare le eventuali manifestazioni con i comitati e i gruppi che vogliono appunto andare in piazza. Ecco, visto che si avvicina il Natale, è anche un modo per salvaguardare gli affari, i commercianti del centro storico? Ma sicuramente io credo, ripeto, che sia il momento di abbassare i toni. Perché aizzare una parte contro l'altra non fa altro che incendiare ulteriormente gli animi e quindi da un lato provocare ulteriormente delle persone che manifestano, possono manifestare pacificamente, possono manifestare secondo le norme, conciliando l'esigenza di una città di avere un Natale e quindi poter mettere le giostrine, le casette, gli eventi, le mostre e dall'altra parte di poter, ripeto, tutelare un diritto che è sancito dalla Costituzione di poter manifestare. Se ci veniamo incontro evidentemente tuteliamo tutti, i commercianti saranno contenti, la gente potrà respirare un po' di normalità dopo tanti mesi di angoscia e di preoccupazione legate al Covid e chi vuole tutelare il proprio diritto a manifestare lo potrà comunque fare. Tutto sommato va detto che anche qui a Pordenone i rapporti sono stati buoni, le manifestazioni non hanno mai superato molto i toni, anche se insomma si sono viste tante persone senza mascherina. Sì, devo dire però che se noi andiamo a controllare tutti i luoghi in cui ci sono affollamenti, spesso notiamo delle situazioni particolari. Devo dire che le manifestazioni qui si sono svolte in maniera anche piuttosto corretta rispetto ad altre parti, ma Pordenone ha dei dati molto diversi rispetto a quelli di Udine, Gorizia e Trieste, forse anche perché il Questore, il Prefetto, il Comune stesso ha messo in atto tutti gli strumenti per cercare di tutelare la popolazione. Ripeto, c'è una parte che però vuole manifestare, non esistono e neanche possono pensarsi strumenti per impedire a chiunque di poter manifestare, dobbiamo solamente conciliare le due cose. Non ha senso mettere in campo strumenti più repressivi o coercitivi, visto, ripeto, che la nostra situazione è molto differente da quella delle altre. Da Pordenone ci spostiamo a Udine per parlare dei lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale di via Cividale. Dopo le polemiche dell'opposizione e le lamentele dei residenti sui ritardi, questa mattina si è tenuto un sopralluogo fra il vice sindaco di Udine, i tecnici comunali e la ditta veneta che ha vinto il nuovo appalto. E abbiamo approfittato dell'occasione anche per chiedere al vice sindaco novità sul parcheggio di Piazzale Cella, che è ancora in attesa di apertura. C'è nel prossimo servizio un'intervista che ascolterete, anche l'opinione sul nuovo piazzale della stazione di Udine che è stato da poco consegnato. Vice Sindaco, ci sono novità sul cantiere di via Cividale? Sì, dopo la firma del contratto del 14 e la consegna dei lavori del 21, diciamo che l'hanno ripreso la ditta, la nuova ditta, quella che è subentrata alla ditta precedente che aveva chiesto il concordato fallimentare, ha preso in mano il cantiere e adesso, dopo aver allestito per una settimana il proprio cantiere di riferimento alla Usopo, facendo arrivare tutti i macchinari e i materiali, adesso ha preso possesso anche del cantiere attuale. Oggi e domani inizieranno materialmente a fare i lavori che consistono nella ripresa dal tratto, diciamo, interrotto, sistemando anche quello precedente dove avevano riscontrato alcune irregolarità, diciamo, e proseguirà dritto fino a Piazza Oberdan. Nella parte sud verranno
tolti anche le magnolie per poter fare spazio alla pista ciclopedonale, e invece nella parte nord rimarranno tutti gli alberi e verrà rifatto l'intero marciapiede. Diciamo che questo lavoro va a completare i tanti lavori che sono stati fatti e vengono fatti nell'ambito della riqualificazione della caserma Usoppo. Tanto per dire, hanno già iniziato i lavori anche nella FUC, Ferrovie Udine Cividale, e questi tipi di lavoro, questo lavoro della ciclopedonale avrà tempi ufficiali 6 mesi, quindi da ottobre ad aprile, con interruzione sicura di 2 settimane durante le vacanze di Natale, le feste di Natale, con l'impegno di seguire i lavori giorno per giorno, e l'impresa ha dato anche la disponibilità, ove necessaria e praticabile con la sicurezza, per poter dislocare in loco non una squadra ma anche più squadre. Questo però si vedrà più avanti durante il proseguio dei lavori. È anche un po' una risposta alle provocazioni dell'opposizione e alle lamentele degli abitanti, dei residenti e dei commercianti. Sì, capisco ovviamente le proteste dei residenti che hanno dovuto subire questa interruzione. Purtroppo non è che sia imputabile al comune, no? Come voi sapete, quando una ditta chiede il fallimento, il concordato fallimentare, insomma in qualche maniera purtroppo non è facile burocraticamente intervenire subito. Questo l'abbiamo visto e riscontrato. La risposta che diamo a chi c'è avuto l'opposizione, che sa di questa problematica, quando ci sono purtroppo va un periodo di tempo prima di risolverlo, questa è la risposta chiara, che i lavori vengono ripresi. E poi c'è da dire anche che la richiesta che hanno fatto anche alcuni commercianti e residenti viene tenuta in considerazione nell'ambito delle entrate e uscite dei passi Carai, e anche e soprattutto per delle migliorie che cammin facendo potremmo svolgere e fare assieme, concordando con la direzione lavori e con l'impresa, perché gli uffici nostri sono veramente impegnati su questo tratto, che io spero, non vedo l'ora che venga terminato nel più breve tempo possibile, anche se i tempi di consegna, come sapete, per contratto sono 6 mesi. Cambiando zona della città, soddisfatto dei lavori del piazzale della stazione? Sono molto soddisfatto dei lavori del piazzale della stazione, perché hanno fatto un lavoro veramente egregio. Devo ringraziare la ditta, soprattutto la direzione dei lavori, i nostri uffici, perché finalmente si è messo ordine a quel piazzale. Adesso manca ancora l'attivazione del semaforo, alcune fioriere che vengono messe ai lati, ed è completato. Sono veramente contento, perché questa riqualificazione non era banale, perché non è mai stata fatta nei 50 anni, 60 anni, e quindi è stato anche lì un lavoro impegnativo, perché molti sottoservizi sono stati scoperti durante i lavori stessi. Ci sono stati dei contrattempi anche lì nelle consegne del materiale e quant'altro, però sono veramente contento, credo che la città abbia guadagnato molto. Un'ultima curiosità, quando inaugurerete, aprirà il parcheggio dell'ex frigorifero? Ecco, sull'ex frigorifero noi abbiamo completato tutti i lavori, mancano i pali della luce e l'illuminazione elettrica che era prevista in un secondo tempo. Abbiamo avuto l'ok anche della sovrintendenza, e quindi Era Luce sta posizionando i pali. Nel frattempo SSM, che prenderà in gestione, in carico il parcheggio, metterà il ticket, la macchinetta del ticket. Toglieremo i 2 portoni che sono importanti per rimetterli a posto, li riporteremo in un posto per metterli a posto e apriremo. Credo che anche lì sia questione di poco, appena sono attivati i lampioni, ovvero i pali con i lampioni, e qui apriremo il parcheggio, un parcheggio che
è molto importante perché ha 206 posti auto. Ed è tutto per questo appuntamento con A Voi la Linea, che torna domani sempre alle 12:45, nel pomeriggio prossimo appuntamento con l'informazione alle 16:30 con il TG Flash. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata, arrivederci.